notte del 3 ottobre, centinaia di persone, centinaia di migranti sono morti nel Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste italiane, nel tentativo di sfuggire alla guerra, di sfuggire alle persecuzioni, di cercare un futuro migliore. Quelle persone che stavano cercando di raggiungere l'Italia sono morti davanti alle coste di Lampedusa. Il mondo politico si è espresso con cordoglio e rammarico per quello che è successo, ma noi sappiamo che dietro le loro parole c'è solo ipocrisia, l'ipocrisia di una classe politica che è responsabile di quello che è successo, è responsabile perché continua a sostenere la legge Bossi-Fini, una legge inumana e razzista, una legge fatta di respingimenti, una legge che ha causato centinaia di morti negli ultimi anni davanti alle coste del Mediterraneo. Pensiamo che quelle parole siano solo ipocrisia, pensiamo che questa legge debba essere definitivamente cambiata, perché tragedie come questa non accadono più. Pensiamo che la classe politica e le istituzioni di questo paese siano responsabili per quello che è successo. È inammissibile che esista un reato di clandestinità, è inammissibile che esistano i respingimenti, è inammissibile che le 150 persone che sono sopravvissute a quella strage ora rischino di essere incriminate per immigrazione clandestina e rischino di essere espulse dalle proprie case. Via la legge Bossi-Fini! Siamo tutti clandestini! Via la legge Bossi-Fini! Siamo tutti clandestini! Di fronte a quello che è successo, pensiamo che sia intollerabile che leggi come queste possano continuare ad esistere. La discussione sulla persona di nuova politica di accoglienza da parte dell'Italia, da parte dell'Europa non è più rimandabile. Non possiamo permettere che accadano più stragi come quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. Dobbiamo permettere alle persone in fuga dalla guerra, in fuga dalle persecuzioni, che semplicemente cercano un futuro migliore. Dobbiamo garantirgli la possibilità di arrivare nel nostro paese e di chiedere asilo. Non possiamo permettere che chi cerca di trarre in salvo queste persone, i pescatori che cercano di trarre in salvo i migranti, che rischiano di annegare, vengano incriminati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si tratta di responsabilità da parte del mondo politico, da parte di tutti quei partiti che continuano a non alzare un dito, che continuano a dire che è responsabilità solo dell'Europa, che continuano a dire che l'unica soluzione sono i respingimenti, che l'unica soluzione è il rimpatrio. Queste persone sono responsabili di quello che è successo e portano sulla propria coscienza questi morti. Non possiamo più permettere stragi come questo. È per questo che oggi siamo in piazza a dire che dobbiamo cancellare questa legge, che è necessario cambiare le politiche di accoglienza all'interno dell'Italia e all'interno di tutta l'Europa. Via la legge Bossi-Fini! Siamo tutti clandestini! Via la legge Bossi-Fini! Siamo tutti clandestini!